Il numero 50 sulla schiena, come gli anni di sacerdozio appena compiuti, sul davanti il simbolo della pace e l'acronimo SPGR, che sta per ambito pastorale di San Salvatore, Paggi, Graveglia e Rivarola. È una maglietta, dono che viene consegnata tradizionalmente alla fine dei campi estivi, quello che i ragazzi e i bambini del catechismo delle parrocchie della zona d'ambito hanno voluto regalare al vescovo, che li ha incontrati al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno nel cammino della visita pastorale. I bambini sono molto contenti perché è una cosa nuova, non l'avevano ancora incontrato e quindi sono molto felici qui al campo sportivo al villaggio di vederlo e sono molto entusiasti. È stato un momento di accoglienza molto festoso, secondo me bello, dove abbiamo fatto questo pensiero al vescovo che è nato un po' insieme a tutti i catechisti. Una maglietta che è il ricordo che diamo tutti gli anni al campo, una maglietta particolare, il simbolo della pace, una sigla che dicesse il lavoro comune in tutte queste parrocchie e poi il suo nome con il 50 che è l'anniversario di ordinazione sacerdotale. Dopo l'accoglienza i ragazzi del catechismo si sono divisi per classi di appartenenza, elementari e medie. Le prime, i figli, hanno lavorato in gruppo per elaborare alcune domande che sono state poi fatte direttamente a Monsignor Tanasini. I ragazzi delle medie invece, i discepoli, hanno dialogato faccia a faccia con il vescovo. Sono molto curiosi di sapere se al vescovo piace quello che fa, come è diventato vescovo e poi una domanda che ha suggerito una bimba della comunità dei figli amati, che è molto interessante, vuole sapere come facciamo ad avere Gesù nel cuore. Quello vissuto al villaggio del ragazzo è stato il primo incontro di un cammino comunitario iniziato da poco, ma che sta già dando i primi frutti. Penso che sia un po' l'inizio di un cammino che vogliamo fare insieme, perché è importante, ecco, scoprire che anche altri fanno lo stesso cammino e insieme ci si aiuta e si cresce. È stato un bel momento di incontro per poter unificare un po' tutte queste parrocchie vicine ma allo stesso tempo molto lontane, e è stata una bella mattinata, abbiamo accolto il vescovo cantando una bella canzone e è stato finora un bel momento.